Ciao da Nicoletta, sono in hotel a Lugano, rubo un minuto alla lezione di lettura veloce per leggerti una pillolina. L'occhio del boscaiolo. Un boscaiolo non trovava più la sua ascia preferita. Aveva girato tutta la casa rovistando un po' dappertutto. Niente da fare, l'ascia era sparita. Cominciò a pensare che qualcuno gliel'avesse rubata. In preda a questo pensiero si affacciò alla finestra. Proprio in quel preciso momento passava il figlio del suo vicino di casa. Ha proprio l'andatura del ladro d'asce, sospirò. E anche gli occhi da ladro di asce, e perfino i capelli da ladro di asce. Qualche giorno dopo il boscaiolo trovò la sua ascia preferita sotto il divano, dove lui l'aveva buttata una sera tornando stanchissimo dal lavoro. Felice per il ritrovamento si affacciò alla finestra. Proprio in quel momento passava il figlio del suo vicino di casa. Non ha proprio l'andatura del ladro d'asce, pensò il boscaiolo, anzi ha proprio gli occhi da bravo ragazzo e anche i capelli messi bene. Morale della favola. Etichette di ogni tipo. Viviamo di etichette. Attaccate sui pantaloni, sulle camicie, sulle scarpe e anche sulla fronte. Affibbiamo etichette. Guardiamo il mondo come se fosse un teatrino e a ciascuno diamo una parte da recitare. Questo è il bello. Quello è la scema, quello è il cattivo, quell'altro è il traditore, e a decidere se uno deve fare il carnefice o la vittima, il più delle volte il colore della cravatta. Perché stai a guardare la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti preoccupi della trave che è nel tuo occhio? Al di là delle parabole religiose, pensa quante volte diamo etichette per niente, quante volte pensiamo e giudichiamo una persona dai tatuaggi, ad esempio, che ha, o da quello che sta facendo in quel momento, o da un gesto che in un momento magari particolare di vita sta attuando. Quante volte l'etichetta che hai dato ti ha impedito di conoscere a fondo una persona e quante volte quell'etichetta ha condizionato in modo totale il tuo comportamento? Come puoi andare oltre le etichette? Come puoi ampliare gli orizzonti oltre le etichette? Per la persona è proprio così. Sicuro? È sicuro che quello che tu pensi non si realizzi? A te la riflessione. Ciao!